Buongiorno e ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale. In apertura la cronaca, al via questa mattina a Pordenone il recupero della gru crollata lunedì. A occuparsi della rimozione e la ditta che aveva dato in noleggio il mezzo con il supporto dei vigili del fuoco. Le operazioni si preannunciano lunghe e complesse. Intanto procedono le indagini della procura per stabilire eventuali profili di responsabilità. Sono cominciate puntuali questa mattina alle 8 le operazioni di rimozione del camion gru che si è ribaltato lunedì a Pordenone in via Planton, dove stava operando su un cantiere in fase di chiusura per lo smontaggio di una gru edile alta 30 metri, impiegata nella realizzazione di una palazzina residenziale. Il braccio in acciaio è crollato tra due case, facendo cadere parte della gru sul tetto di un'abitazione e sulla recinzione esterna di un'altra, provocando molti danni ma fortunatamente senza causare feriti neanche tra gli operai che stavano manovrando il mezzo pesante. A occuparsi della rimozione, con un'altra autogru, e la ditta Carpin, la stessa che aveva noleggiato il mezzo all'udinese Sfedil, che stava smontando la gru. Il piano è quello di stabilizzare il camion, che è finito ruote all'aria, e poi provare ad accorciare il braccio franato tra le due villette, in modo da agevolare le operazioni di recupero. Ma la strategia andrà verificata ad operazioni in corso, visti i danni riportati dalle parti meccaniche. Sul posto sono presenti anche i vigili del fuoco di Pordenone, pronti a dare supporto all'operazione. Sul fronte delle indagini, ieri è stata eseguita una perizia da parte di un consulente nominato dalla procura, che ha aperto un fascicolo per crollo colposo contro ignoti. Non è da escludere che ci siano degli indagati a breve. Ulteriori informazioni sull'accaduto potrebbero arrivare dal computer di bordo del camion gru, che potrebbe aiutare a fare luce sulle cause dell'incidente e stabilire se ci sia stato un errore umano o un guasto meccanico nei sistemi di sicurezza. Le prime operazioni di recupero hanno già attirato l'attenzione di alcuni curiosi e si preannunciano lunghe. Forse servirà anche parte della giornata di domani. Anche le famiglie residenti nelle due villette coinvolte attendono con ansia l'esito delle operazioni, dopo il grande spavento provato in occasione del crollo. 82.000 litri di gasolio di contrabbando sono stati sequestrati dopo l'ingresso in Friuli dalla Guardia di Finanza di Treviso. 7 le persone indagate dalle Fiamme Gialle. Secondo la ricostruzione dei fatti, i conducenti di 3 mezzi provenienti dall'Austria e dalla Germania diretti nel sud Italia, dopo essere entrati dai valichi delle province di Udine e Trieste, non hanno saputo spiegare quanto stavano trasportando. Inoltre avrebbero dovuto percorrere circa 3.000 km tra andata e ritorno, il che rendeva le operazioni commerciali del tutto illogiche, sia per il tempo impiegato che per i costi, circostanze queste che hanno insospettito i finanzieri trevigiani. La conferma che si trattasse di gasolio, soggetto ad accise e a rigidi vincoli per la circolazione nel territorio comunitario, è arrivata dalle analisi svolte dal laboratorio chimico dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli di Venezia. Sia i mezzi che il gasolio sono stati sequestrati e le persone coinvolte nel traffico internazionale sono state denunciate per contrabbando alla Procura di Treviso. L'accisa evasa è stata determinata in oltre 50.000 euro. Problemi di viabilità tra l'Italia e l'Austria sulla strada statale 52 bis Carnica, che da Paluzza conduce al passo di Montecroce Carnico. Un tir carico di suini vivi e diretto oltre confine è rimasto incastrato all'ingresso di una delle gallerie presenti lungo i tornanti. La statale risulta chiusa dalle 7 di mattina. Almeno 700 i maialini presenti sul mezzo pesante con targa straniera. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e il personale dell'ANAS. Il Friuli Venezia Giulia è stato fortunato al Super Enalotto. Nel concorso del 12 aprile sono stati vinti 130.594 euro grazie a un sistema. Le giocate sono state convalidate tutte nell'esercizio di Via Terza Armata a Gorizia. La rincorsa al 6 prosegue con il jackpot da 188 milioni di euro in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio con i 156 milioni di euro finiti a Montappone in provincia di Fermo, mentre in Friuli Venezia Giulia il 6 manca dal 2013, quando a Palazzolo della Stella in provincia di Udine furono vinti oltre 53 milioni di euro. Cambiamo argomento, chiude oggi a Verona il Vinitaly. Il presidente della regione Fedriga si dice soddisfatto di come i produttori del Friuli Venezia Giulia siano riusciti a fare squadra e a promuovere l'intero territorio in Italia e all'estero. Ultimo giorno oggi a Verona per la Fiera Vinitaly, che ha visto i produttori vitivinicoli della regione partecipare in maniera compatta e con soddisfazione. Ieri gli stand delle aziende del nostro territorio sono state visitate dal presidente della regione Massimiliano Fedriga e dagli assessori Stefano Zanir e Sergio Bini.
Il governatore ha sottolineato l'importanza del fare squadra e la lungimiranza degli imprenditori dell'agroalimentare in Friuli Venezia Giulia, uniti nell'intento di promuovere l'intero territorio in Italia e all'estero. Ha ricordato il marchio Io sono Friuli Venezia Giulia, che ha detto veicola valori ed eccellenze in modo chiaro e semplice. Zannier ha rimarcato quanto sia importante valorizzare ogni peculiarità territoriale locale e come le produzioni del comparto primario non arrivino mai da sole alla tavola, ma sempre in abbinamento. L'obiettivo condiviso è quello di far parlare una sola lingua alle eccellenze enogastronomiche della nostra regione, in abbinamento anche con lo sport e la cultura. Bini ha messo in luce come Vinitaly abbia mostrato ancora una volta la forza delle aziende del Friuli Venezia Giulia e la loro capacità di crescere, di fare squadra e di trovare le migliori soluzioni per trasformare anche le difficoltà in opportunità, in particolare negli ultimi 2 anni segnati dalla pandemia e non solo. Parliamo proprio ora della pandemia. I tassi di copertura del nostro paese sono tra i più elevati dei paesi occidentali e questo ha consentito di modificare le curve dei decessi e dei ricoveri. 9 italiani su 10 hanno aderito alla vaccinazione. Lo ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, il friulano Silvio Brusaferro, all'evento Sanità Pubblica e Privata, come ripartire, organizzato da RCS Academy. Oggi, ha aggiunto Brusaferro, abbiamo dei sistemi ancora più sofisticati per affrontare la pandemia, come il monitoraggio dei dati, il sequenziamento e il monitoraggio delle acque reflue. Questo insieme di misure sono gli strumenti che ci possono consentire di affrontare i prossimi mesi della pandemia. Allo stesso evento ha partecipato anche il ministro della Salute Roberto Speranza. La pandemia, ha detto, non è finita e ci sono numeri di circolazione virale significativi, ma dobbiamo avere fiducia nella scienza, ha affermato. Speranza ha anche parlato delle mascherine. Oggi sono un presidio fondamentale, ha detto, sono ancora obbligatorie al chiuso e le raccomandiamo all'aperto se ci sono assembramenti. Valuteremo la curva epidemiologica, ma dobbiamo ancora tenere alto il livello di attenzione. Ora, conclude il ministro, le mascherine sono essenziali, ma dopo Pasqua faremo una valutazione e decideremo sul loro utilizzo. Ci spostiamo a Udine, dove il debito del comune si è ridotto di 30 milioni in 4 anni, lo ha fatto sapere oggi il sindaco Pietro Fontanini. Nel 2018 era di 78 milioni, oggi siamo a 48 milioni, spiega. Il rosso di bilancio sta sbiadendo progressivamente. Con l'ultima manovra abbiamo recuperato altri 7 milioni di euro. Fontanini parla di un risultato eccezionale ottenuto senza aumentare le tasse e migliorando i servizi erogati alla cittadinanza. Abbiamo mantenuto l'addizionale IRPEF allo 0,2 per 1000, dice, l'aliquota più bassa in regione. Abbiamo confermato il piano di investimenti che consta di oltre 60 milioni per il solo 2022, invariati tributi, tariffe e spese per i servizi ai residenti. Nessun ritocco alle aliquote IMU. Il sindaco fa sapere che gli oltre 10 milioni di avanzo libero verranno utilizzati per dare copertura all'incremento dei costi delle materie prime per assicurare l'operatività dei cantieri. Disporre di un tesoretto oggi, afferma, diventa essenziale. Queste risorse consentiranno di affrontare le spese legate agli aumenti di gas e luce nelle scuole e negli edifici pubblici. Soprattutto, conclude Fontanini, potremo adottare nuove iniziative per sostenere la famiglia che si trova in condizioni difficili. E Udine la prossima settimana sarà la capitale della boxe per 3 giorni, ospiterà al Benedetti dal 22 aprile il trofeo internazionale. Oggi la presentazione ufficiale. Un evento internazionale, coinvolgerà 4 paesi, sicuramente dà molto lustro, è una città che è sempre stata molto attenta alle attività sportive e più di qualche volta scenario proprio di eventi internazionali. Questo vuol dire che se Udine viene scelta è perché comunque riesce a dare delle strutture. Abbiamo la pugilistica udinese che lavora molto bene. Andiamo direttamente nel dettaglio della manifestazione con appunto il Presidente. Come verrà svolta? Dunque l'evento sarà su 3 giornate, ci sono 4 nazioni, tra cui ovviamente l'Italia, l'Albania, la Polonia e l'Irlanda, che si sfideranno in un torneo denominato Round Robins, quindi sarà una specie di tutti contro tutti, con alla fine un punteggio che decreterà il migliore. Ci saranno 5 categorie di peso, quindi 5 atleti per categoria per nazione, che si sfideranno in queste 3 giornate.
Inizierà venerdì 22 e terminerà la domenica 24. Tra l'altro è un evento che andrà in streaming nel canale ufficiale della Box, quindi anche una promozione dello sport della città di Udine. Assolutamente, nella nostra politica oltretutto c'è una valorizzazione dei servizi sportivi oltre che degli impianti sportivi, proprio per riportare al centro dell'attenzione la città di Udine come offerta legate agli eventi sportivi ovviamente. A proposito di impianti sportivi, vetri rotti, pali divelti o piegati, urina sui muri e sulle porte, poi ancora scritte sulle pareti altri danni, questi sono solo alcuni dei vandalismi che nelle ultime settimane si stanno verificando nella zona retrostante al Palazzetto dello Sport di Pasian di Prato. A denunciare i danni all'impianto sportivo sono stati sui social i referenti della Libertas Pasian di Prato. Stando a quanto da loro dichiarato, a imbrattare e deturpare l'area sportiva e di svago sarebbe un gruppo di adolescenti che staziona tutti i pomeriggi in quella zona. La gang sarebbe composta da una decina di ragazzi e ragazze. L'associazione sportiva ha fatto sapere di aver provato anche ad informare i genitori dei giovani coinvolti, al momento senza ottenere alcun risultato. Dei fatti sono state informate anche le forze dell'ordine. E cambiamo decisamente argomento. Think Happy, Think Green è il nuovo progetto di recupero urbano che punta sulla sostenibilità nel quartiere Sant'Osvaldo a Udine. Prevede un'attività di rigenerazione pittorica su un muro che si trova nelle immediate vicinanze della scuola primaria Silvio Pellico. Le maestre della scuola Silvio Pellico hanno chiesto a noi, che collaboriamo con loro da tantissimi anni, di poter immaginare un progetto per valorizzarlo e comunque per colorarlo insieme ai bambini della scuola primaria. Abbiamo anche coinvolto sia ragazzi del liceo artistico Sello e poi anche gli studenti del CEFS che hanno bonificato il muro, ce l'hanno preparato. È stato difficile mettere in piedi, organizzare il tutto, doveva partire prima della pandemia e adesso finalmente state mettendo in pratica. Sì, finalmente è partito e siamo entusiasti di aver cominciato oggi con i bambini. Oggi i più piccoli hanno affrescato la parte bassa, domani continueranno e poi mano a mano che le settimane passeranno il murale prenderà vita e prenderà colore. Ecco. L'entusiasmo dei bambini nel partecipare a questa iniziativa. Sono venuti a scuola in tuta da lavoro, erano come in uno spazio elettrizzati ma anche incantati, sono stati davvero molto bravi e collaborativi. Il messaggio è quello della sostenibilità, speriamo di riuscire a creare comunità anche attraverso l'arte. E in chiusura un aggiornamento riguardo al blocco del traffico lungo la statale 52 bis dopo l'avaria di un mezzo pesante diretto in Austria a Paluzza che ha impedito lo scorrimento dei veicoli. ANAS ha fatto sapere che la situazione si è sbloccata e le auto hanno ripreso a circolare anche se al momento restano forti i disagi al traffico. Era questa la nostra ultima notizia, dopo di noi appuntamento con A Vola in Linea. Restate con noi. Grazie per averci seguito, arrivederci.